Us ricordi, fradis, il Vangelo che sai predicato e chi ve schiappato, chi stai sals e che mediante lui ves la salvezza, se lui tignare sempre te forme che us l'hai predicato, se no i varessis credut proprio per di band. Dunque, prendidut, us hai consegnato ciò che io hai chiappato, che Cristo alle muar per i nostri specchias, seon la scritturas, che l'estat sapulit e l'estat resuscitat da tercedì, seon la scritturas, e che è comparita a Chefa, e poi ai dodis. Più indenant, ure comparit a più di 500 fradis, tune sole volte, che la pluralità di loro ha son anche mo in vite, e qualchidun invece le già morto. Poi ha comparita a Iacum, poi dopo a tutti apostoli, tal'ultim mi è comparita anche a me, proprio tal'ultim di tutti, come un aborto. Difatti io sono l'ultimo dagli apostoli e non merito neanche di essere chiamata apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Alle per grazia di Dio che sono ciò che sono, e la sua grazia in me non è la destrassate, che anzi, gli hai fadiato più di due loro, non io per dir il vero, ma la grazia di Dio insieme con me. Tant che io, che loro, dunque così predichin e così ho ves creduto. Ma se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, c'è molto può dire qualchidun di watris che non esiste risurrezione dai morti, che se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo non è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, la nostra predicazione non vale nulla, come che non vale nulla la nostra fede. Si chiattaressero a questi testimoni falsi di Dio, perché ho vinto testimoniato che Dio ha risuscitato il Messia, quella quale che non lo varesse risuscitato se fosse vero che i morti non resurrissero. Difatti, se non esiste resurrezione dai morti, neanche Cristo non è risurito, e se Cristo non è risurito, la vostra fede non vale nulla, e voi o se anche mo dai vostri specchias. E anche quei che si sono indormiditi in Cristo, sono perduti. Se non avessi speranza in Cristo come per queste vite, o saressimo i più disgraziati di tutti gli uomini. Ma invece Cristo è stato risuscitato dai morti, primizie di quei che dormono, perché se mediante un uomo è venuta la morte, mediante un uomo hai anche la resurrezione dai morti, e come che tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno fatti vivi in Cristo. Per altri, ognuno al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi quando tornerà, che è di Cristo, e poi sarà la fine, quando consegnerà il reame a Dio pari, dopo di ridotto a noi ogni principato, potestà e potenze. Di fatto a quel regna finché non varrà mettu tutti i suoi nemici sotto dai suoi piedi. L'ultimo nemico a essere ridotto a noi e sarà la morte, perché ha mettuto ogni roba sotto dai suoi piedi. Ma quando dice che ogni roba è mettuta sotto di lui, è chiaro che si lascia di bande che l'ha mettuto sotto di lui. E quando tutto sarà sottomettuto, anche lui, il figlio, farà atto di sottomissione, denandi quel che gli ha sottomettuto ogni roba, perché Dio sa di tutto in tutti. Se non fosse così, ci faressimo che si battin per i morti? Se proprio i morti non risurrissero, perché si facciano battia per loro? E perché siano sempre framiesi dai pericoli? Ogni dì io affronti la morte, come che è vero che voi siete la mia braura, fradis, in Cristo Gesù, nostro Signore. Se io avessi combattuto a Efeso, quintri das belves, dome per ragioni umane, ce mi giovaresti al. Se i morti non risurrissero, mangin e bevin, che tanto domani morin, non stai a lasciarsi imbrogliare. Lis brutis compagni s'arruvinin lis buinis costumancis. Tornait in vuatris, seon la giustizia, e non stai a pecchiare.
Andè di che capalesin di no cognossi Dio, usal diis, perché si vergogna ais.